Allora, signori, buongiorno. Inizia, lasceremo poi al termine dei tre interventi un po' di spazio per un'eventuale discussione. Inizia la Maddalena Del Bianco dell'Università di Udine, che si occupa direi da sempre di ebraismo e che ha fatto, mi pare un 15 anni fa, sbaglio, può essere 10-15 anni fa, anche un po' di più, un libro che è fondamentale sul collegio rabbinico di Padova. Adesso, alla luce di nuove ricerche e riflessioni, ci parlerà proprio di questo, su questo collegio che è stato fondamentale nella cultura ebraica dell'Ottocento. Prego, Maddalena. Grazie, buongiorno. Ecco, allora incomincio con fare un inquadramento un po' generale, ecco, di questo argomento. Il Collegio Rabbinico di Padova, il primo istituto culturale e religioso ebraico in Europa, di livello accademico, con impostazione moderna, nacque sotto l'egida dello Stato, il Lombardo-Veneto all'epoca, per una precisa politica culturale dell'impero asburgico dell'epoca e per l'adeguamento della leadership delle sole comunità ebraiche del Lombardo-Veneto e del rabbinato alla modernizzazione e all'emancipazione. È un po' quello che ha presentato ieri il professor Gadi Luzzato Voghera, questa problematica che appunto coinvolgeva tutto l'ebraismo d'Europa, ma anche l'ebraismo di questo contesto. Gli ebrei si stavano integrando, raggiungevano una parità dei diritti, non ancora completa, c'erano delle eccezioni che erano molto simboliche, per esempio potevano essere medici ma non farmacisti, vi lascio pensare alla ragione. Ai rabbini spettava il compito del mantenimento dell'identità religiosa e della tradizione, funzioni dunque anche istituzionali. Il rabbino divenne infatti un referente di rilievo per le comunità ebraiche, quale rappresentante. Inoltre, per le sue profonde competenze nell'ortoprassi e anche nella ritualità religiosa e nel delicato, rilevante ed essenziale campo dell'educazione per le giovani generazioni. Il primo collegio ebbe sede a Padova, appunto, e la comunità ebraica di Venezia ebbe un ruolo rilevante, fondamentale. Aveva il diritto e il dovere della revisione dell'attività amministrativa e direttiva dell'istituto. Si alternava con la comunità di Mantova, in quanto erano le maggiori del Lombardo-Veneto. La parte veneziana svolse questo ruolo in realtà per periodi più lunghi. Nell'archivio della comunità di Venezia è stato dunque possibile risalire alle fonti, un'ampia documentazione, mentre sinora non si è potuto ancora individuare e reperire il vero patrimonio archivistico della scuola stessa. Premetto alcune considerazioni in parte basate sulla storiografia più recente. All'epoca l'ebraismo era inserito, come è noto, in contesti diversi dell'Italia. L'Italia era divisa, no? Pure era caratterizzato da linee religiose e culturali comuni. C'era una tendenza a cogliere le dinamiche del giudaismo europeo e nel contempo a filtrare ed a selezionare solo ciò che era sentito come compatibile nelle differenti situazioni. Ci fu un rinnovamento dell'istituzione comunitaria dovuto alle modifiche dei legami con lo Stato e all'interno della società. Di conseguenza, la vita religiosa e l'applicazione della precettistica, l'ortoprassi fondamentale dunque, no, per l'ebraismo, si adeguarono. C'era inoltre una tendenza ad unire le celebrazioni delle tre principali ritualità. Questa è una cosa che proprio ha studiato e presentato Gadi Luzzato Voghera, trattando della comunità di Venezia. Ha detto che per esempio qui il primo a istituire questa proposta di commistione delle ritualità, le principali erano quelle ashkenazita, sefardita e italiana, fu il rabbino Elia Aaron Lattes nel 1828, che fra l'altro era stato allievo del collegio. Su questo sfondo si rivelava necessario pure un adeguamento del ruolo e della cultura rabbinica. Quando si giunse alla parità dei diritti, la figura del rabbino, per poter mantenere l'identità e la tradizione, cambiò, in parte nelle sue funzioni e nel ruolo sociale. Da sempre
la prerogativa dei rabbini dava loro l'esercizio della pubblica autorità. Un aspetto della modernità e della rilevanza dell'istituto di Padova viene presentato da Riccardo Calimani nell'ultimo volume sulla storia degli ebrei italiani, quello appunto dell'età contemporanea, in quanto sottolinea come esso affrontò per la prima volta, cito, il problema della formazione del rabbinato come guida dell'istituzione comunitaria e che, cito, nei suoi 40 anni di vita il collegio, pur tra gravi difficoltà finanziarie, dominò con la sua rigorosa impostazione culturale e religiosa il mondo ebraico della penisola e formò nuove leve di rabbini che conquistarono un ruolo importante nelle loro comunità. Fu certamente un passo molto rilevante nel processo di integrazione della minoranza ebraica, ultima citazione, postulato dalla civiltà moderna, liberale e democratica. Nella fase della progressiva parificazione dell'integrazione diversi aspetti mutarono. I rabbini usciti dalla scuola padovana favorirono il mantenimento dell'identità religiosa, ma sulla via della modernità. Giustamente, Rav Riccardo Di Segni, nella sua introduzione a Rabbini e maestri dell'ebraismo italiano, un numero della rivista della storia degli ebrei in Italia, Zachor, ha sottolineato che, cito ancora, la componente rabbinica costituiva la guida spirituale e culturale, in molti casi anche politica, dell'intera collettività. Ecco, presento ora una sintesi della storia della scuola. Nonostante le richieste e le aspirazioni degli ebrei in diverse parti d'Europa, soprattutto in contesto tedesco, ad avere un'istituzione accademica per il rabbinato, a Padova fu possibile realizzarla per primi. La figura del rabbino acquisiva nuove funzioni, anche istituzionali, e un preciso ruolo sociale, come ho detto, aspetti da inquadrare nel graduale processo di emancipazione in atto e ormai quasi definito, che evidenziava la situazione dei singoli individui, con uno stato duplice di cittadini e di ebrei nella fase dell'integrazione. Incominciava a mutare il legame che per secoli aveva unito gli ebrei alle loro comunità, per cui il rilievo della figura del rabbino quale referente istituzionale per la competenza nel diritto mosaico, quale guida all'ebraismo dell'epoca moderna, veniva accentuato. A Padova, all'interno della comunità, ma anche nei confronti dello Stato. La scuola rabbinica patavina fu aperta nel 1829, sostenuta e organizzata anche economicamente da comunità dapprima del Lombardo-Veneto, con capofila quelle di Venezia e di Mantova, periodi alterni, e proseguì sino al 1871. Successivamente, come vedremo, trovò continuità a Roma, nuovamente nella capitale, dove è attiva sino ad oggi. A livello europeo furono aperte altre rilevanti scuole rabbiniche istituzionali, riconosciute e soprattutto di carattere accademico, ma tutte successive. L'Istituto francese di Metz, riconosciuto anch'esso nel 1829, riuscì a raggiungere il livello e a funzionare solo dopo il trasferimento a Parigi, 30 anni dopo, nel 1859. Gli istituti rabbinici di Breslavia, Londra, Berlino, Budapest e Vienna, nei quali si espressero le diverse tendenze dell'ebraismo europeo, aprirono decenni dopo, nella seconda metà dell'Ottocento. Il Collegio di Padova fu un'istituzione pubblica. Con risoluzione sovrana del 29 gennaio 1820, Francesco I, a lui fra l'altro è dedicata una lapide marmorea risalente al 1829, imperatore che in questa lapide viene definito giusto, sapiente, provido padre, motore e auspice dell'Istituto Rabbinico Patavino, è stata ritrovata nel 1998 e adesso è appunto esposta nella scalinata della sinagoga che funge da Padova anche da nuovo museo, come sapete. Ecco, allora, oltre a rendere obbligatoria anche per gli ebrei l'istruzione laica, proporre diverse misure tese alla secolarizzazione, affrontò il problema del rabbinato e della sua preparazione. Interessava in particolare la figura del rabbino maggiore, che già si concepiva come una sorta di funzionario, guida delle comunità, istruito anche nelle
cognizioni fondamentali nelle scienze filosofiche e nell'istruzione religiosa ebraica, così si diceva. Fu la comunità di Mantova, nel maggio del 1820, ad avanzare per prima l'idea di fare di Padova il centro degli studi rabbinici del Lombardo-Veneto. Pensava però più alla trasformazione dell'istruzione rabbinica in uno studio di rango universitario che alla fondazione di un'istituzione nuova ed autonoma. Quasi in contemporanea venne elaborato un progetto di seminario rabbinico da parte del goriziano Isaac Samuel Reggio, che riguardava sia la tipologia della scuola che i programmi, di cui parlerò fra poco. La proposta formulata da Mantova venne presentata al governo e da Vienna, in seguito affidata alla Comunità del Veneto, che nel 1821 ne elaborarono il progetto. Venne decretata l'istituzione della scuola l'8 novembre 1825. Fra le due risoluzioni sovrane si situa cronologicamente la proposta dei rappresentanti delle comunità riuniti in una commissione denominata Conferenza Israelitica del Regno Lombardo-Veneto. E qui veniamo dunque alle motivazioni di ordine sociale. 5 comunità, Venezia, Mantova, Padova, Verona e Rovigo. Come noto, a Milano, pensate, non c'era ancora un nucleo consistente. Erano coinvolte nel progetto che riguardava anche le istituzioni comunitarie minori del Mantovano: Ostiano, Bozzolo, Rivarolo, Sabbioneta, Viadana, Pomponesco, Revere e Sermide. Come si realizzò dunque il progetto che tanto felicemente riassumeva in sé influssi ed aspirazioni così complessi e diversificati? Quale sede fu scelta Padova per la sua centralità nel regno, per la presenza di una comunità ebraica di rilievo, per la tradizione universitaria soprattutto, che consentiva da tempi antichi agli ebrei l'accesso alla facoltà di medicina. I giovani studenti vi giungevano da tutta Europa, in particolare francesi, tedeschi e levantini, ma anche per la presenza di una rilevante, veramente rilevante yeshiva, ben nota sin dal 400. L'edificio sede del collegio, che funzionò come convitto, fu un palazzo gentilizio, scelto anche per il suo particolare valore di immagine, già appartenente alla famiglia Cumano, dall'imponente scalinata interna che aveva dato all'intera contrada il nome di Scalona. Per chi conoscesse, in via San Barbarigo al numero 38, l'attuale liceo scientifico Ippolito Nievo. Un regolamento stampato a Venezia nel 1827 precisava ogni particolare. Per l'ammissione si richiedeva un titolo di studio liceale, poi veniva attuata una selezione. Non era consentita, notate bene, la contemporanea scelta dell'università, cosa che invece nelle yeshivot si poteva fare. Quindi è stato uno dei motivi per cui pian piano nel tempo hanno rinunciato molti a questo percorso, perché dovevano prima compiere questo percorso e dopo, casomai, iscriversi all'università. I maestri che si trovarono a formare all'epoca la maggior parte del rabbinato della penisola furono 2 giovani docenti che già godevano di una certa fama, che dedicarono la maggior parte del loro impegno e della loro vita a questa missione, e divennero 2 rilevanti figure del giudaismo italiano: Samuel David Luzzatto, che si trasferì stabilmente da Trieste a Padova, e il torinese Lelio della Torre, noto quale oratore. Giunsero al collegio sulla base di un concorso. C'è chi dice che sono stati così cooptati, invece no, sulla base di un concorso per soli titoli, abbastanza simile ai concorsi attuali. Ebbero la meglio su un numero alquanto elevato di candidati. Nel caso di Della Torre il concorso venne bandito 2 volte. Per l'incarico di Luzzatto presentarono la candidatura in 6. Fu attivo poi anche un terzo docente. Dopo la scomparsa di Luzzatto nel 1865 passò il suo compito al goriziano Eude Lolli, che fra l'altro era suo secondo cugino, eppure si era formato a questa scuola e fu poi docente, dicevamo anche ieri, il primo docente di lingue semitiche all'Università di Padova e anche rabbino appunto qui a Padova. I direttori onorari del collegio, ai quali era affidato il compito di reggerne le sorti assieme ai vice direttori, cassieri, sovrintendenti, economi e segretari, furono Gabriel Trieste di Jacob, famiglia Trieste fu veramente un sostegno, Marco Samuel Ghirondi, Giacomo Trieste di Moisè, David Graziadio Viterbi,
Giuseppe Consolo e Salom Benvenisti. Nell'elenco dei rabbini che si formarono a Padova furono 47, 31 di questi ricevettero con certezza l'ordinazione, non abbiamo, come vi ho detto, tutti i documenti, quindi è stata un po' una ricostruzione. Risaltano i nomi di coloro che furono attivi in Italia alla metà del secolo e nei decenni successivi. Alcuni erano giunti anche d'Oltralpe. Fra quelli di maggiore rilievo spiccano i nomi di Lelio Cantoni da Gazzuolo, che divenne rabbino maggiore del Piemonte, legato anche ai sovrani, era a contatto diretto con loro, così come Samuele Salomone Olper e David Graziadio Viterbi di Lazzaro da Mantova, rabbino nella stessa Padova, Abram Lattes a Venezia, Isacco Pardo, rabbino a Verona, Marco Mortara da Viadana, che fu rabbino capo di Mantova dal 42 al 94. La proposta della scuola era scientifica e sistematica, impostata secondo il moderno metodo storico-critico, molto equilibrata e messa a punto senza essere volta al razionalismo estremo. Questo indirizzo innovativo trovò una solida ed equilibrata base nell'ottima ed ampia formazione e nelle competenze dei docenti, che fu possibile realizzare il progetto senza destabilizzare il livello di religiosità degli ebrei italiani. Il programma, alquanto articolato, che i giovani studiosi si trovarono ad affrontare nel collegio patavino, era caratterizzato da rilevanti innovazioni. Era stato messo a punto nella fase di organizzazione nell'ambito dei lavori della conferenza istitutiva della scuola. Si svolgeva in 2 anni, pur se nel corso del tempo si giunse a 4 anni più 1 di pratica. Come mi è stato possibile dedurre dal prezioso epistolario di Luzzatto, egli nell'ultima fase precedente l'apertura aveva provveduto a metterne a punto diversi aspetti: la graduazione dello svolgimento dei programmi, la trattazione degli argomenti, l'impostazione degli studi. Quindi dal programma, diciamo così, generale era sceso nella sua realizzazione. Assieme a chi? Assieme ad uno dei fondatori, mecenati e sostenitori, quello che ho citato prima, il più autorevole, Gabriel Trieste. Notate bene, Luzzatto, per far questo, era stato ospite dello stesso per un soggiorno estivo, precedente l'apertura, in villa, nell'incantevole campagna di Vaccarino. Principesco lo definì luogo di delizie in una lettera alla moglie, a 6 miglia da Padova, per poi giungere con Lelio della Torre alla versione definitiva. Le discipline erano divise nei 2 gruppi di materia orale, esegesi, linguistica ebraica, storia, teologia dogmatica e morale, e materia tradizionale o Talmud, teologia rituale e pastorale, sacra oratoria ed omiletica, sottolineate molto nuove nella loro impostazione, affidate ai 2 docenti rispettivamente appunto Luzzatto e della Torre. Il programma del collegio ebbe un'impostazione storicistico-razionalistica con scientificità di metodo. La bibliografia prevista, che è anche molto nota perché poi è stata tramandata nel tempo, veniva elaborata, le opere venivano studiate e commentate. I testi della tradizione ebraica venivano presentati in chiave critica, con strumenti moderni. L'analisi filologica e linguistica distingueva la versione originaria dalle modifiche successive. I testi dei docenti, usati quali dispense, raggiunsero il traguardo editoriale appena negli anni 40, in quanto si voleva sperimentare, graduare e trovare la giusta misura. Inoltre erano riservate agli allievi, la loro pubblicazione li destinò solo in seguito ad una cerchia ebraica ampia. Dalle fonti documentarie conservate, da quelle che riguardano i rapporti fra il rabbinato e pure dalle riviste dell'epoca, emerge con chiarezza che nel periodo migliore la scuola padovana costituì un autentico modello ben oltre i confini del Lombardo-Veneto, un centro di riferimento, almeno nel contesto ebraico italiano e in quello asburgico, noto a livello europeo, presente come modello di una posizione nel dibattito religioso e culturale, testimoniato anche da fonti giornalistiche e a stampa. E ovviamente, a seconda delle diverse posizioni religiose di coloro che dibattevano, la didattica e l'impostazione del collegio venivano valutati positivamente o negativamente. La fama d'oltre confine
era dovuta alle caratteristiche innovative e sperimentali, ma pure ai contatti dei docenti e dei referenti, in una seconda fase anche dei rabbini che lì si erano formati, con intellettuali e figure di spicco del giudaismo dei paesi d'Oltralpe, dell'Europa centro-orientale, in particolare dell'impero asburgico, della Francia e della Germania, in alcuni casi del contesto del Mediterraneo. Samuel David Luzzatto, in acronimo Shadal, profuse il suo impegno quale docente al collegio e ne divenne soprattutto una figura simbolica. Discendeva da una famiglia che era stata costretta ad emigrare da San Daniele del Friuli, era nato quale suddito asburgico a Trieste. La fama di Luzzatto nella giudaistica e nella storia è dovuta ad un suo notevole apporto quale letterato, poeta, ebraista ed esegeta biblico. Inoltre nel dibattito scientifico, con molti interventi nelle riviste di giudaistica in Italia, in Germania e in Francia. È considerato uno dei rinnovatori della lingua ebraica anche nella comunicazione moderna, nella comunicazione attuale dell'epoca. La sua posizione religiosa e culturale viene valutata dagli storici in maniera alquanto differenziata. Intenso era il suo rapporto con i rappresentanti della cultura ebraica di livello internazionale. E come ho accennato prima, nell'archivio dell'UCEI di Roma è conservato questo suo amplissimo epistolario, fonti riscoperte circa un decennio fa, in parte inedite, in parte edite da parte del figlio, in una ricca pubblicazione in diverse lingue, italiano, francese e latino. La sua ortodossia era moderata, non certo estrema, tipico del contesto della penisola, e forse la sua posizione religiosa più vicina a quella moderna, razionalista, ma nel contempo volta a mantenere l'identità e la pratica religiosa, tanto che da molti viene considerato uno dei più rilevanti interpreti del polo conservative della scienza del giudaismo, questo a livello internazionale. La Wissenschaft des Judentums, di cui si è parlato anche ieri, quindi questa Wissenschaft, no? Cioè un approccio scientifico e storico, diciamo così, alle espressioni religiose e culturali, quindi finalizzato soprattutto in maniera adeguata all'integrazione, all'emancipazione. Fra l'altro, ecco, solo a titolo di esempio, perché non posso adesso fare tutta la storia dei rapporti internazionali, però Luzzatto era in contatto con alcuni dei proponenti della Wissenschaft in Europa, in primis con Zacharias Frankel e poi con Salomon Rapaport. Era galiziano ed era stato chiamato come rabbino a Praga, quindi aveva un atteggiamento da ortodosso, però approvava appunto la Wissenschaft. Ecco, tornando a noi, era razionalista, si trovò più volte a discutere riguardo al misticismo, in particolare con un cabalista di livello, Elia Ben Amozzeg, di origine marocchina, molto attivo ed impegnato, il referente di una yeshiva di impostazione mistica a Livorno, che si stava affermando dalla metà dell'Ottocento. Tutto questo con rilevanti ricadute nel giudaismo italiano del tempo. Ben Amozzeg divenne una simbolica figura della scuola livornese, ma in generale. Era pure interessato a superare le difficoltà e a promuovere un dialogo fra i due filoni delle scuole. Secondo Riccardo Calimani, il dialogo ci fu e fu fecondo. Va ricordato anche il terzo polo per gli studi ebraici in Italia, il Piemonte, dove erano attivi il Collegio Foà di Vercelli, l'Istituto Colonna e Finzi di Torino. Gli interpreti della posizione di Shadal hanno messo in relazione il suo contributo alla programmazione del Collegio di Padova con una proposta di Isaac Samuel Reggio, fondamentale e rilevante. Yashar, figura di rilievo, simbolica dell'ebraismo goriziano e a livello europeo, figlio di Abram Vita, altrettanto famoso, padre di diversi figli, il maggiore fu Abram, che si chiamava come il nonno, si diplomò al collegio. Yashar era letterato ed ebraista, linguista e filosofo, condivideva le tendenze innovatrici, contrario al misticismo e sostenitore e dotto propugnatore in Italia della Scalà. Per alcuni aspetti di una posizione diversa rispetto a quella di Shadal, pure lui razionalista, ma più legato alla tradizione, Shadal più legato alla tradizione, e soprattutto negli anni della piena maturità. Un progetto di Reggio era già stato formulato nel 1820, dunque in contemporanea con la proposta di Mantova. Yashar accolse dunque molto favorevolmente
l'occasione offerta dalla risoluzione imperiale e sottopose il progetto anche al giovane Chadal. Lo pubblicò poi anonimo qui a Venezia nel 1822, Riflessioni di un israelita del regno illirico, per una scuola rabbinica, in tutti gli stati ereditari della monarchia austriaca. Riguardava il moderno e nuovo impegno e ruolo dei rabbini e i programmi di studio, ampi e per certi aspetti molto dettagliati, di una nuova scuola loro destinata che doveva formare i referenti della comunità, dei pastori per gli ebrei integrati e in parte emancipati, figure di elevato livello, con un'ampia formazione, con competenze in parte anche nuove, quello che insomma poi venne ripreso allora, no? Infatti alcuni aspetti della proposta di Reggio si possono individuare nell'impostazione generale del successivo programma del collegio, ma, lo sottolineo 3 volte, è importante perché abbiamo discusso veramente molto a convegni su questo, non nel dettaglio dei contenuti e nella bibliografia di base, quindi nell'impostazione generale. È certo che ci fu una sua collaborazione su invito della comunità di Mantova riguardo al regolamento e all'elaborazione del programma. Dagli atti emerge pure che Reggio nel 1828 venne invitato sia da Gabriel Trieste che, formalmente, dalla presidenza della conferenza istitutiva a coprire la cattedra di materia tradizionale, offerta che egli rifiutò per motivazioni private. Quindi non venne escluso, tagliato fuori. Fra coloro che appoggiarono fermamente la permanenza del collegio a Padova e furono molto attivi a riguardo, vi fu Marco Mortara, figura di rilievo mantovano, iniziò gli studi al collegio nel 31 e concluse con l'ordinazione rabbinica nel 36. E ricordo che nel secondo centenario della nascita, nel 2015, si è tenuto a Viadana, in provincia di Mantova, un convegno internazionale dove è stata evidenziata la sua posizione molto innovativa. Egli può ben essere considerato, infatti, una delle figure più rappresentative della corrente liberale dell'ebraismo italiano e di maggiore spicco nel rabbinato. Di recente è stato al centro degli studi e delle pubblicazioni sul suo notevole apporto e sulle fonti archivistiche e bibliografiche della sua ricchissima documentazione, anche 2 convegni in realtà all'AISC, l'Associazione Italiana di Studi sul Giudaismo, e fra l'altro professor Perani e Asher Sala hanno pubblicato già delle importanti cose proprio negli atti di questi convegni. E per quanto riguarda gli esiti e il futuro dopo il collegio, dalle fonti è emerso che si presentarono difficoltà collegate alla tipologia della gestione amministrativa, ma soprattutto economica. Non sempre tutte le comunità erano in grado di collaborare a riguardo. L'eredità culturale del collegio pattavino non cessò, proseguì, ma fu inizialmente condizionata, come potete immaginare, dalle ben note ragioni storiche, dai grandi cambiamenti in questo periodo in Italia. Per decenni il collegio di Padova era stato un rilevante centro per gli studi ebraici e per il sostegno della vita religiosa, non solo del Lombardo-Veneto, ma di buona parte della penisola, ben conosciuto ed apprezzato al di là dei confini di quest'ultima. Quando il contesto entrò a far parte del Regno d'Italia, ci furono rilevanti modifiche della situazione sociopolitica. Questo influì anche sulle condizioni della scuola rabbinica, che non era più obbligatorio mantenere, no? Era stato il Regno Lombardo-Veneto ad obbligare e doveva essere pagato dalle comunità. Adesso non era più obbligatorio. Nell'ambito delle comunità più interessate sorse però l'idea di trasformare la stessa in un collegio rabbinico per il Regno d'Italia, soprattutto per il suo indirizzo didattico e scientifico che avrebbe consentito di modernizzare in maniera adeguata la funzione di tutti i rabbini e il loro influsso sulle comunità, mantenendo l'identità religiosa all'epoca dell'emancipazione e dell'integrazione. Un congresso israelitico per la riorganizzazione nel nuovo regno di tutta la penisola si tenne a Ferrara nel 1863. Le comunità ebraiche venete e lombarde, riunitesi prima a Padova, prepararono un progetto per la continuità della scuola come unico istituto rabbinico della penisola.
Ma a Ferrara vennero avanzate anche le proposte di istituire una sede a Vercelli o a Livorno, notate bene, a Livorno, che ospitavano i 2 centri già nominati. Non si giunse ad una soluzione, ma nel 1864 si decise all'unanimità di mantenere l'Istituto Patavino con un bilancio più contenuto. 3 anni dopo si tenne un nuovo congresso, questa volta a Firenze, sempre nazionale, presieduto da David Levi. Le più rilevanti comunità costituirono un consorzio per pianificare una continuità del Collegio Patavino. Il risultato del progetto, sostenuto pure dalla stampa ebraica all'interno di un dibattito, fu approvato, ma non poté venire ancora realizzato. Perché? Per l'incerta adesione di alcune comunità. Livorno e Roma, non era poco, no? A questo punto i promotori del consorzio organizzarono un intervento esplorativo che affidarono a Giacomo Levi Civita. Ricordo che poi fu sindaco di Padova, senatore, all'epoca era ancora molto giovane e lavorava parecchio, appunto girò per tutta l'Italia, fra le comunità, per raccogliere le loro opinioni a riguardo, al fine di comprendere quale fosse l'intento generale, eppure di promuovere l'iniziativa. Si giunse poi ad istituire un comitato promotore di un Istituto Rabbinico d'Italia in Padova, costituito da alcuni rabbini, fra i quali Marco Mortara, e poi da filantropi padovani, perché sostenevano economicamente, Giuseppe Treves de Bonfili. Giuseppe Treves de Bonfili, è stato parlato ieri appunto quando si parlava dei ricchi, dei soldi, esatto. Giacobbe Trieste, Massimo Sacerdoti e David Morpurgo. Il progetto era notevole, innovativo, sostenuto dalle comunità dell'Italia del Nord e del Centro, ma anche da mecenati. Consentì che il collegio mantenesse per un periodo la sua attività. Si offrì anche l'uso gratuito dello stabile e la disponibilità dei docenti di dimezzare i loro stipendi. Molto si sperò dopo la presa di Roma, quindi le fasi storiche sono rilevantissime ovviamente in tutto questo, e il trasferimento della capitale da Firenze all'Urbe. Ma in realtà non ci fu più un reale sostegno. Dal 1872, dopo più di 40 anni di attività, il collegio di Padova venne chiuso. 10 anni dopo, nel 1882, venne deciso di riaprirlo a Roma, quindi per 10 anni niente. 10 anni dopo a Roma, nel 1887, cito dallo statuto, cangiando soltanto in italiano l'antico appellativo di Lombardo-Veneto. Nella grande città da pochi anni divenuta centro della vita del paese, prestigiosa e simbolica. Il Collegio Rabbinico Italiano tenne riconoscimento ufficiale con decreto di Umberto I del 15 febbraio 1891. In seguito, per difficoltà e situazioni di crisi, venne trasferito a Firenze. Che crisi c'era? E si iscrivevano in pochi. Quindi c'era un po' di crisi dovuta, come si è parlato anche ieri, all'assimilazione, alla rinuncia a svolgere queste mansioni e così via. A Firenze riaprì nel 1899 sotto la direzione, notate bene, di Samuel Zevi Margulies. Quindi a Firenze arrivano anche altri supporti ideologico-religiosi un po' diversi, no? A Firenze cambia proprio la formulazione, cambia l'ideazione, cambia l'offerta. E si chiama sempre nello stesso modo, ma non è più come l'originario patavino, ecco. Grazie anche all'opera didattica di Zevi Perez Hayes, è stato citato anche lui ieri diverse volte, rabbino a Trieste, poi a Vienna, e dello storico Ismar El-Bogen, un nuovo periodo di fioritura e di benefico influsso sull'ebraismo italiano. Anche a Firenze, però, dopo la scomparsa di Margulies, iniziò un periodo di tono minore e allora venne riportato a Roma nel 1934, riportato a Roma. L'istituto venne chiuso durante la dominazione nazista, riaperto nel 44-45. Non sto adesso ad approfondire cosa accadde durante l'occupazione nazista, ma molte cose gravi di cui c'è anche una ricaduta ancora, per intraprendere nuovamente la sua opera di formazione.
L'attuale istituto rabbinico italiano può dunque essere considerato l'erede del Collegio di Padova, il primo istituto sorto per dare ai rabbini una formazione adeguata ai tempi, e cambiando a seconda del periodo poi in seguito l'impostazione didattica, in generale anche quella ideologica. Cioè si dice che ancora oggi il Collegio Rabbinico di Roma è il suo erede, ma in maniera diversa, ecco. In conclusione, si può affermare che gli ebrei del Lombardo-Veneto videro nel Collegio Patavino un'opportunità per l'adeguamento del rabbinato alla situazione dell'ebraismo dell'epoca e vollero farne un simbolo della loro emancipazione. Il collegio comunque non fu certo solo una dimostrazione della raggiunta dignità di parificazione civile, in realtà un autentico e riuscito tentativo di armonica combinazione della tradizione ebraica e delle innovazioni culturali e sociali. Ringrazio dell'attenzione.